Nonostante un RT più alto della media nazionale, il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. In Italia rallenta la diminuzione dei nuovi contagi, un caso su 5 risulta positivo alla variante inglese. Violento schianto tra due auto. Nel pomeriggio a Ghiros di Sedegliano un cittadino straniero residente nel Pordenonese è morto, mentre due donne di Ragogna sono rimaste gravemente ferite. Semaforo verde del governo alla riapertura degli impianti di risalita del 15 febbraio. In Friuli Venezia Giulia si scierà in sicurezza dal 19 dopo le feste di Carnevale, via libera con l'ordinanza del Presidente Fedriga. Dal 5 marzo le palestre potrebbero riaprire, ma gli operatori del settore sono molto preoccupati. Con gli abbonamenti congelati sono in debito con gli iscritti e molti istruttori rimasti fermi hanno cambiato mestiere. Federica Brignone e Marta Bassino, punte di diamante della nazionale di sci a Cortina, si allenano sullo Zoncolan per non infrangere la bolla anti-Covid sul Kaiser in elicottero. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In questi minuti il Presidente incaricato del Consiglio sta salendo al Colle per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso dell'incontro Draghi scioglierà la riserva e presenterà al Capo dello Stato la lista dei nuovi ministri. Poi si terrà la cerimonia del giuramento, già domani o al massimo domenica. Infine il voto di fiducia in Parlamento, al Senato martedì e mercoledì il bis alla Camera, tanti nomi che circolano sulla nuova squadra di ministri che dovrebbe essere composta in parte da tecnici e in parte dall'espressione dei partiti politici. Tra le novità annunciate il Ministero della Transizione Ecologica. E in Friuli Venezia Giulia, il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla, il via libera arrivato dalla cabina di regia nazionale. In Italia l'RT torna a salire e rallenta la diminuzione dei nuovi contagi. Un caso su 5 risulta positivo alla variante inglese. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. Anche questo venerdì è positivo il verdetto della cabina di regia nazionale. Mentre nella nostra regione l'RT scende, è passato da 1,03 della scorsa settimana a 0,98 dell'attuale, a livello nazionale l'indice sale passando da 0,84 a 0,95. Il dato del Friuli Venezia Giulia è comunque più elevato della media italiana, anche se in previsione dovrebbe scendere ulteriormente. Sono 7 le regioni con un RT superiore a 1 anche nel limite inferiore. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Per la seconda settimana consecutiva rallenta fino alla stabilizzazione la diminuzione dei nuovi casi, andamento che potrebbe preludere ad un nuovo rapido aumento diffuso dei contagi nelle prossime settimane, qualora non venissero rigorosamente mantenute misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Diminuisce da 7 a 5 il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti sopra la soglia critica, tra queste anche il Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle terapie intensive. IS e Ministero della Salute confermano la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. L'invito, insomma, resta quello di rimanere a casa il più possibile. Il Ministero della Salute conferma che il SARS-CoV-2 muta continuamente e che sono già state isolate centinaia di varianti, anche se la maggior parte non cambia le caratteristiche del virus. Circa un caso su 5 in Italia risulta positivo alla variante inglese, secondo l'indagine condotta dalle regioni che hanno inviato al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità i risultati dei test realizzati dal 3 al 4 febbraio. In Friuli Venezia Giulia, su 343 tamponi analizzati, sono emersi 17 casi di variante inglese. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione: su 4.849 tamponi molecolari sono stati rilevati 186 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 1.789 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi, 5,81%. I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge una morte pregressa di gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 64 e a 440 quelli negli altri reparti. Diminuiscono le persone in isolamento, che oggi risultano essere 9.681.
E siamo alla cronaca, un morto e 4 feriti gravi. Questo è il drammatico bilancio di un grave incidente stradale accaduto questo pomeriggio a Grions di Sedegliano. 5 le persone coinvolte in un incidente stradale frontale che si è verificato poco dopo le 16 di oggi sulla ex provinciale 39 a Grions di Sedegliano. Nell'impatto ha perso la vita un cittadino straniero residente nel Friuli occidentale, sbalzato dall'abitacolo, rimasto schiacciato dalla vettura che poi si è capottata. Gravemente ferite anche le 2 persone che viaggiavano con lui, 2 connazionali, uno dei quali intubato, trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale. I 3 viaggiavano su una Fiat Palio che si è scontrata con una Lancia. Ferite le 2 donne che erano a bordo di quest'ultima vettura, entrambe di Ragogna, trasportate in ospedale in condizioni meno gravi. Sul posto, per i rilievi, carabinieri di San Daniele del Friuli e di Codroipo, complesse le operazioni di messa in sicurezza delle vetture. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo, di Udine e dei volontari di San Daniele del Friuli. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Dopo il via libera del governo all'apertura della stagione sciistica dal 15 febbraio è attesa l'ordinanza del Presidente della Regione Fedriga che farà ripartire gli impianti del Friuli Venezia Giulia dal weekend del 19 febbraio. Gli spostamenti tra regioni però saranno vietati fino al 25 febbraio e per gli albergatori il turismo di prossimità, per quanto prezioso, non basterà a risollevare le sorti di una stagione sfortunata. Dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico è arrivato il semaforo verde anche del governo uscente Conte all'apertura degli impianti sciistici a partire dal lunedì 15 febbraio, solo nelle regioni gialle. A questo punto in Friuli Venezia Giulia è attesa ad ore l'ordinanza del presidente della regione Massimiliano Fedriga che farà ripartire funivie, seggiovie e ski lift non dal lunedì prossimo ma dal weekend del 19 febbraio. Come confermato dall'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Bini, la Regione ha scelto la via della prudenza, preferendo posticipare l'avvio della stagione a dopo le feste di Carnevale. Fino a mercoledì, infatti, le scuole sono chiuse e questo avrebbe con ogni probabilità spinto molte famiglie a rimettere gli sci ai piedi già a inizio settimana, con possibili assembramenti nei poli regionali. Nonostante le pressioni delle regioni, dai gestori degli impianti e più in generale degli operatori della neve, lo spostamento tra regioni, anche gialle, sarà vietato fino al 25 febbraio. Il governo uscente, guidato da Giuseppe Conte, ha deciso di prorogare il divieto inizialmente previsto a lunedì 15 febbraio. In questo modo, il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi avrà la possibilità di decidere in merito prima della scadenza del DPCM attualmente in vigore, fissata per il 5 marzo. Per chi deciderà di trascorrere qualche giorno in montagna e in albergo, dunque, sarà possibile farlo solo nella propria regione. Chi invece possiede una seconda casa potrà raggiungerla anche se si trova in un'altra regione, pure se in zona arancione o rossa. Il turismo di prossimità, per quanto prezioso, da solo non basta, come spiega Paola Schneider, presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia. E credo che anche queste settimane qui, da adesso in poi, il turismo di prossimità sarà quello che la farà alla grande. E, detto questo, il fatto di non aprire fra regioni per noi è sempre una batosta. Ci mancherà una buona fetta di turisti che amano venire da noi. Le palestre invece potrebbero riaprire dal 5 marzo, ma c'è preoccupazione da parte dell'intero settore. Oltre a essere in debito con i propri iscritti per gli abbonamenti congelati, rischiano di aprire senza dipendenti. La gran parte infatti ha cambiato lavoro. Fino al 5 marzo le palestre resteranno chiuse, dopo potrebbe aprirsi uno spiraglio. La situazione per l'intero settore continua a essere incerta, con l'aggiunta di un problema legato ai dipendenti. Gran parte in questo periodo ha cambiato lavoro ed ora, con la possibilità di riapertura, diversi corsi sarebbero scoperti per la mancanza di istruttori, come evidenzia Roberto Bolelli del comitato Io Vivo di Sport FVG. Hanno dovuto comunque cambiare la loro prospettiva. Questo, oltre a far perdere fiducia nelle persone, cioè la fiducia che loro stessi avevano in quello che stavano facendo, mette noi stessi in una situazione oggettivamente complessa, perché ci ritroveremo a riaprire non avendo la copertura, diciamo, quelli che erano i normali corsi, quindi è un altro dei problemi che dovremo affrontare.
Bolelli sottolinea che la categoria è in debito con i propri iscritti perché gli abbonamenti sono stati congelati. Non dimentichiamoci che noi già con il primo lockdown ci siamo impegnati nei confronti degli usufruttori delle palestre nel dare loro l'opportunità di utilizzare le palestre perché le avevano già pagate e quindi era giusto che questa situazione insomma si mettesse in ordine. Ma a questo punto con questo ulteriore lockdown e soprattutto senza nessuna indicazione da parte ministeriale ci ritroveremo a dover riaffrontare un ulteriore periodo in cui i centri saranno aperti ma le entrate saranno molto molto basse, per non dire nulle. È arrivato da Lubiana il primo carico di vaccini anti-Covid transitato in Friuli Venezia Giulia via terra diretto dall'aeroporto di Pratica di Mare. Il convoglio è transitato ieri sera intorno alle 20 al valico di Fernetti, scortato in massima sicurezza dalle forze dell'ordine con un corriere sloveno. Da Pratica di Mare gli antidoti saranno poi distribuiti agli ospedali della penisola per le inoculazioni. È la prima volta che un carico di vaccini anti-Covid transita in Friuli Venezia Giulia. In altre occasioni dall'estero era transitato attraverso il Brennero. Vaccini al personale scolastico, concorsi per le stabilizzazioni dei docenti precari bloccati e organici Covid senza stipendio da mesi. Sono molte le preoccupazioni nel mondo dell'istruzione messe in evidenza dalla CISL Scuola. Il mondo della scuola si prepara ad affrontare la nuova fase della pandemia tra vaccinazioni per il personale e concorsi per la stabilizzazione dei precari. Secondo CISL Scuola, però, serve altro per non farsi di nuovo trovare impreparati a settembre. È importante che il personale della scuola sia stato individuato tra i soggetti prioritari. C'è tuttavia preoccupazione perché il problema è legato alle dosi di vaccino disponibili, alla tipologia del vaccino disponibile che non può coprire tutta la popolazione scolastica, tutto il personale scolastico, perché abbiamo personale che supera i 55 anni di età. Preoccupazioni legate alla sanità anche per chi deve sostenere il concorso straordinario per la stabilizzazione dei docenti con almeno 36 mesi di insegnamento che per la CISL si doveva e poteva evitare. Da lunedì dovrebbe ripartire. Raccoglievo proprio ieri la testimonianza di una docente molto preoccupata che si dovrà recare in una scuola vicina a quella famosa scuola di Bollate, dove sono chiusi tanti plessi, tante istituzioni a causa della pandemia e della nuova variante. Intanto il personale degli organici Covid, fondamentali in questo periodo, è alle prese con il mancato pagamento degli ultimi stipendi. I più fortunati hanno preso lo stipendio fino a dicembre. I meno fortunati, e ce ne sono molti, sono fermi con lo stipendio del mese di ottobre. Ci dovrebbe essere un'emissione speciale il 17 di febbraio. Sono partite questa mattina dalla Regione le lettere firmate destinate al personale docente e non docente per aderire al piano vaccinazione anti-Covid previsto per il mondo della scuola e degli atenei. Circa 30.000 dipendenti coinvolti. Per aderire il personale coinvolto, almeno in questa prima fase, dovrà firmare il consenso informato, avere un'età compresa tra 18 e 54 anni compiuti, nessuna patologia tra quelle puntualmente indicate dal Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'Agenzia del Farmaco. Sarà poi cura delle aziende sanitarie procedere alla vaccinazione di questa prima fascia d'età. Nei giorni immediatamente precedenti il rientro in presenza dalle scuole superiori, la polizia locale della comunità di Montagne della Cane ha denunciato una minorenne è coinvolta insieme a un'altra persona ancora da identificare nel reato di interruzione di un pubblico esercizio. La giovane, regolarmente iscritta a un istituto professionale tolmezzino, avrebbe fornito il link di accesso alla didattica a distanza, personale riservato a un amico conosciuto in rete con gruppi di messaggistica legati all'applicazione TikTok. Questa persona si è intromessa nelle lezioni utilizzando un nome di fantasia e ha interrotto ripetutamente l'attività in corso, utilizzando linguaggio volgare nei confronti dell'insegnante in presenza degli altri studenti connessi. L'autore dell'interruzione ha tentato di accedere abusivamente alle lezioni anche nei giorni successivi. I fatti sono emersi a seguito della ricostruzione effettuata dall'ufficio di polizia giudiziaria riguardante una querela per diffamazione avvenuta all'interno di un gruppo studentesco di messaggistica WhatsApp.
Allarme questa mattina intorno alle 8 a Trieste a seguito di una chiamata al 112 pervenuta nella sala operativa del NUE di Palmanova che segnalava la presenza di una bomba all'interno delle piscine Bianchi. L'area è stata immediatamente isolata da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale con supporto dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di bonifica si sono concluse intorno alle 11, non sono stati rinvenuti ordigni. Le piscine vengono utilizzate per allenamento sportivo e quando è scattato l'allarme bomba fortunatamente all'interno della struttura non c'era nessuno. Le indagini sul procurato allarme sono in capo ai Carabinieri. Avevano occultato all'esterno, dall'estero 1,3 milioni di euro, denunciati 2 imprenditori delle Fiamme Gialle di Trieste, 21 le unità immobiliari sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente fino a 1,4 milioni. La misura è stata notificata a Trieste nell'abitazione di una coppia di coniugi, un imprenditore nel settore delle ristrutturazioni immobiliari e l'altro titolare di un boutique hotel del capoluogo giuliano. Tra gli immobili sequestrati, tutto in centro, l'abitazione, un intero palazzetto da ristrutturare, la sede di prestigio di un'attività commerciale. Gli investigatori hanno scoperto che uno dei due, per sottrarsi al pagamento delle ingenti imposte evase durante una verifica fiscale, ha trasferito 1,3 milioni di euro dal conto corrente aziendale a quello di due società da poco costituite in Macedonia del Nord insieme alla moglie. Dopo pochi giorni le due società balcaniche hanno ritrasferito quasi integralmente la somma sul conto della ditta giuliana, facente capo alla coniuge, che ha reinvestito le risorse in una palazzina da ristrutturare in parte per il pagamento preliminare di altri immobili. Dovranno rispondere in concorso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la donna anche di impiego di denaro di provenienza illecita. Un nuovo lutto ha colpito la chiesa udinese. Monsignor Dario Savoia si è spento oggi all'età di 90 anni, nato a Pozzecco di Bartiolo, fu ordinato sacerdote nel 1954. Nello stesso anno iniziò un incarico come docente al seminario di Castellerio prima di dedicarsi all'insegnamento in diverse scuole medie del territorio friulano. Nel 1973 divenne assistente ecclesiastico della famiglia degli artisti cattolici Ellero, nominato canonico onorario del capitolo metropolitano di Udine nel 1990. Dallo stesso anno iniziò una lunga cura pastorale della parrocchia udinese di San Giacomo in pieno centro città. Grazie a un investimento di 12 milioni di euro da parte di Autovie Venete saranno installate nei prossimi anni le barriere fonoassorbenti in 12 tratti delle autostrade in regione. I punti individuati dopo uno specifico studio acustico sono stati presentati oggi a Pordenone alle amministrazioni comunali. Le tanto attese barriere acustiche reclamate da amministrazioni e cittadini interessati saranno presto realtà su alcuni tratti delle autostrade della regione. Dopo uno studio acustico con rilevazioni puntuali dei decibel emessi, realizzato in epoca pre-Covid, Autovie Venete ha individuato i punti dove saranno installati pannelli fonoassorbenti ad Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Porcia, Sacile e Sesto Arreghena per il Friuli Occidentale, Gonarse, Pavia di Udine per l'area udinese, Fogliano Re di Puglia, Ronchi dei Legionari e Villesse per il Goriziano. L'incontro di oggi andava su 3 direzioni, quello dell'informazione di quanto si stava facendo, quello del confronto rispetto agli enti locali, quindi i sindaci, e soprattutto la trasparenza. Complessivamente le barriere, grazie a un investimento di 12 milioni di euro da parte di Autovie Venete, avranno un'estensione lineare di circa 4 km, una superficie di quasi 15.000 m2, un'altezza variabile tra 2 e 5 metri e saranno posizionate a protezione delle abitazioni di 22 vie nei tratti di A28, A4, A34 e A23. I tempi, siamo in una redazione della progettazione esecutiva, dopodiché ci sarà l'approvazione del Consiglio di amministrazione di Autovie Venete, approvazione ministeriale, gara e inizio dei lavori entro il 2022. Soddisfatte le amministrazioni comunali. Le tante richieste dei cittadini e del comune di questi ultimi anni hanno trovato un coronamento con degli interventi effettivi, concreti, che riguardano le 2 zone critiche sostanzialmente del comune. Ho visto che alcune zone non rientravano in questi accorgimenti pannelli fonoassorbenti, ma ho visto la piena disponibilità dell'ingegnere di Autovie a riprendere in mano la situazione e vedere se l'area necessita di protezioni. In un anno contrassegnato dalla pandemia, il porto di Trieste ha retto l'urto.
Un impatto importante sui traffici internazionali con risvolti contenuti nel porto di Trieste e pesanti invece a Monfalcone. Il Covid ha avuto ricadute in tutti i settori ad eccezione dei ro-ro e dei container. I dati, spiega Zeno D'Agostino alla guida dell'autorità di sistema portuale Alto Adriatico Orientale, ci restituiscono un'idea di un porto in salute e la curva di traffico si è un po' rialzata a fine anno per alcuni settori, ma bisognerà attendere ancora per tornare ai numeri della fase pre-Covid. In un quadro complessivo, secondo il Presidente, a livello di valore prodotto per il territorio, lo scalo ha fatto passi da giganti, lavorando durante il lockdown e con nuovi investimenti internazionali. Tra tutti la piattaforma logistica con l'arrivo di Hamburg Hafen und Logistik dalla Germania. Andando nel dettaglio dei dati, i ro-ro sono cresciuti del 7% sul 2019 con 243.500 unità transitate grazie a un dicembre dove l'aumento è stato addirittura del 25%. La flessione dei contenitori è stata del 2%, a pagare il prezzo più alto sono state le rinfuse solide e liquide che hanno portato a un ribasso del 13% delle tonnellate di merce movimentate rispetto al 2019. Le rinfuse liquide hanno avuto una contrazione del 13% mentre le solide sono scese addirittura del 70%. La movimentazione ferroviaria è scesa del 17% con 8.000 treni ma contrassegnate dalla chiusura della Ferriera di Servola. Quadro decisamente diverso a Monfalcone dove la movimentazione complessiva è scesa del 28% sul 2019 con le rinfuse solide a meno 31% e le merci varie a meno 20%. A pesare è il calo del carbone meno 95% e poi meno 21% dei prodotti metallurgici che sono il 63% del traffico complessivo dello scalo. Le autovetture sono scese del 40%, un segnale di come la pandemia abbia colpito nel comparto automobilistico. Snellire le pratiche tecniche che fanno capo all'ufficio dell'edilizia privata, questo l'obiettivo del nuovo sportello digitale che il Comune di Udine mette a disposizione del cittadino e dei professionisti. Presentato oggi in Sala Iace nel Comune di Udine lo sportello unico per l'edilizia digitale. Dal 1° marzo comincia un'esperienza molto importante, uno sportello telematico che consentirà ai professionisti di presentare le loro istanze, i loro progetti con un click e l'amministrazione di ricevere quindi queste comunicazioni, queste istanze in tempo reale, in forma telematica. È un primo passo verso una totale digitalizzazione dei rapporti che ci saranno tra amministrazione comunale e professionisti, perché l'altro grande obiettivo che cominceremo a perseguire quest'anno è la totale digitalizzazione dell'archivio. Si tratta di più di 40.000 pratiche nel corso dei decenni che sono state presentate in comune. E noi tecnici dell'edilizia non possiamo che essere felici che ci sia questa nuova opportunità che speriamo ci agevoli nella gestione delle pratiche. Credo che gran parte di noi sia già abituati all'identità digitale, a questo modo di lavorare che in altri comuni è già presente e quindi lo accogliamo con estremo favore. Appunto viene in un momento ideale perché rischiamo un collo di bottiglia tremendo per il 110% che comunque necessita di una pratica edilizia nella stragrandissima maggioranza delle situazioni, quindi ben venga. Ecco. A Trieste nasce in via sperimentale lo sportello impresa, un riferimento per gli imprenditori del terziario messi in crisi dalla crisi pandemica. Sono circa 3.000 le imprese del commercio che causa Covid rischiano di chiudere in tutto il Friuli Venezia Giulia. Confcommercio di Trieste, per cercare di dare un supporto a queste realtà, ha ideato lo sportello impresa, al quale si può accedere anche con una semplice telefonata al numero 040 77 07 366 o tramite mail all'indirizzo sportelloimpresa@confcommerciotrieste.it. Troverà delle persone competenti che sentiranno il suo problema, dopodiché lo inviteremo nella nostra sede e in funzione del problema che ha, che ci esporrà, troveremo le soluzioni. Il messaggio che vogliamo dare è che le soluzioni ci sono, noi come forza associativa siamo ascoltati dalla Regione, dal Comune, dalle società, dalle banche, insomma riusciamo a dare quel supporto importante che ogni impresa dovrebbe avere. Noi oggi qui partiamo con un esperimento provinciale, ma l'auspicio è che i nostri colleghi di Udine, Gorizia e Pordenone facciano altrettanto. Lo sportello è aperto anche agli albergatori e ha come obiettivo quello di supportare e consigliare l'imprenditore in crisi. In questo senso la scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di incaricare Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo viene vista in maniera più che positiva. Beh, diciamo di sì, la fiducia per il nuovo governo esiste, ce l'abbiamo. Direi che Draghi è una persona conosciuta in tutto il mondo, un personaggio fortissimo in Europa, ne avevamo bisogno per essere più rispettati e sicuramente con un governo misto tecnico-politico
forse sarà la volta buona per venire fuori da questo impasse e non essere più i penultimi in Europa. I paleontologi della ditta Zoic proseguono la preparazione di Big John, l'enorme triceratopo, i cui resti sono disseminati in diverse camicie di gesso arrivate nelle scorse settimane dagli Stati Uniti. Ora si sta lavorando sui denti, dalle ultime stime pare che l'esemplare sia lungo 8 metri. Sono arrivati finalmente dei denti di Big John che erano sparsi nella matrice e che sono stati fatti preparare da un amico di Roma che è specializzato nel restauro dei denti di dinosauro per hobby. E devo dire il vero che il lavoro mi sembra non buono, di più. Classici denti di triceratopo, assolutamente inconfondibili, che andranno nel dentale destro. Adesso abbiamo il triceratopo, le 3 corna. Stranamente ha il corno frontale, quello sul naso, diciamo così, molto piccolo. Questo non vuol dire niente. Rientra chiaramente nella normale variazione degli esemplari di triceratopo. Come gli umani sono diversi uno dall'altro, uno ha il naso più lungo, uno più corto, e lui ha questo corno che forse ha queste dimensioni dovuto dall'età. Faremo una sezione di un osso significativo, di un osso lungo di triceratopo e la faremo analizzare come è stato fatto per Bruno e Antonio, i dinosauri del villaggio, e scopriremo che età aveva. Abbiamo ingrandito, fatto stampare l'immagine della colonna vertebrale proprio per poter misurare e avere una prima ipotesi non tanto solo sul cranio ma sulla lunghezza. Andremo a collocare le vertebre, quelle in lavorazione e quelle parzialmente lavorate. Interessante che una delle vertebre dorsali, delle migliori, è stata già restaurata nel piccolo pezzetto mancante e già metà sottoposta a impianto di replica. Comunque già adesso possiamo dire che l'animale sicuramente aveva 8 metri. E 8 metri per un triceratopo non è un triceratopo, è un signor triceratopo.